ora in onda Potere al Popolo. Eccolo qui, Sammy Varin, Potere al Popolo, 6 minuti dopo le 11, le ultime notizie. Il sito del Corriere si è aggiornato con la strage di Viareggio. Moretti si è costituito in carcere. Lo sfogo del manager dopo la condanna. Vado in cella a schiena dritta, il mio è un precedente pericoloso. Poi la pensione, in pensione più tardi e con assegni più magri. Chi ha lasciato il posto di lavoro nel 2025 riceve 248 euro in meno. L'importo medio nel 2025 delle pensioni vigenti è 1.538 euro, mentre quello delle pensioni liquidate scende a 1.290 euro. I dati del rendiconto sociale INPS. E poi naturalmente il terremoto piega il Venezuela. Bilancio drammatico, 235 morti, 4.300 feriti, più di 50.000 i dispersi. Si teme una catastrofe umanitaria. In Potere al Popolo, tra pochissimo, Chiara Soldani con il suo riassunto della settimana. Ma alle 11.30 parliamo di scuole di musica con Simone Tommasini e due piccole ospiti canterine. Subito il Qui Parlamento con Simonetta Matone. Qui Parlamento. Vorrei iniziare la mia commemorazione con un piccolo viaggio attraverso i diritti delle donne dall'Unità d'Italia al voto del 46, perché serve a capire come si sia trattato di una strada in salita. All'indomani dell'Unità d'Italia, il nuovo regno esclude totalmente le donne dal diritto di voto, limita la loro capacità giuridica, sancendo la subordinazione economica e sociale all'interno della famiglia. Solo nel 1874 le donne sono autorizzate ad accedere all'istruzione superiore, ai licei e alle università. Nel 1882 vengono ammesse a ricoprire alcune mansioni non dirigenziali negli uffici pubblici. Nel 1919 viene abolita l'autorizzazione maritale. Che cos'era? Era un istituto giuridico che subordinava la capacità di agire della donna sposata alla volontà del marito. Era stata introdotta nel 1865 e privava le donne della piena autonomia finanziaria e giuridica. Non potevano donare, non potevano sottoscrivere mutui, non potevano investire, non potevano fare nulla di giuridicamente rilevante. La Camera approvò nel 1919 il suffragio universale femminile, ma tutto ciò venne bloccato dal fascismo, che concesse alle donne il voto per le elezioni comunali, ma lo strapotere del regime fascista fu tale che venne abrogato pure questa. Nel 1944 nacque l'UDI, l'Unione delle Donne Italiane, su iniziativa dei partiti di sinistra, e contestualmente nacque il CIF, il Centro Italiano Femminile di Orientamento Cattolico. La svolta decisiva fu l'accordo tra Palmiro Togliatti e De Gasperi, pur tra diffidenze reciproche, perché la sinistra temeva lo strapotere della Chiesa Cattolica sulle donne che sarebbero state ammesse al voto e la destra temeva lo strapotere della sinistra sulle donne che avrebbero votato da quella parte. Il 10 marzo del 46 finalmente abbiamo il decreto che consente anche alle donne di essere elette. 2000 furono elette nelle elezioni amministrative. L'affluenza ci dovrebbe far riflettere, perché fu dell'oltre 90% con un pari equilibrio tra uomini e donne. Le elette purtroppo furono solo 21. Però aprirono una strada. Il passo successivo fu l'ingresso delle donne in magistratura. Esilarante fu il dibattito in questa aula del Parlamento, dove alcuni esponenti più retrivi sentenziarono che le donne non potevano amministrare giustizia perché le sentenze avrebbero profumato di sugo e le sentenze non potevano essere emesse durante il ciclo mestruale. Questo fu il livello del dibattito. Ora il tetto di cristallo c'è ancora o non c'è più? È difficile dirlo. Le donne purtroppo sono ancora abbastanza lontane dalle istituzioni. I meccanismi di accesso al potere sono fortunatamente ma anche sfortunatamente lontani dalle logiche femminili. Esistono ancora purtroppo meccanismi di autoesclusione,
perché ancora vige la purtroppo orrenda scelta tra affetti e lavoro, e la situazione è ancora più complicata perché con l'allungamento della vita degli anziani le donne si sono beccate, scusate il termine, anche questo tipo di cura. L'altro pericolo è l'omologazione a modelli maschili purtroppo richiesta all'interno di tutta una serie di società. Ora io voglio riflettere su un dato, che la parità, a mio sommesso avviso, e ritengo anche del gruppo che io rappresento in questo momento, non passa per le O che diventano A, non passa per l'orrenda schwa e non passa attraverso le sceneggiate che abbiamo appena visto in Parlamento. La parità passa per una società che cancelli violenze e femminicidi, per una società che rifugga l'inclusione di cui ci riempiamo la bocca senza riflessione sull'immettere nel nostro Occidente modelli familiari inaccettabili che accogliamo nel nostro paese. La parità passa attraverso la ferma condanna di ciò che accade alle donne nei paesi dove domina una religione che non nomino. La parità passa attraverso la condanna del vero patriarcato, quello che impera nell'altra parte del mondo e di cui noi non parliamo mai. E io vorrei dedicare questo intervento a tutte le donne che voce non hanno. Grazie deputata Matone. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. In the heart of a night I feel a warmth, walking through the human crowd. It's not a shadow, it's something higher, calling me without a sound. Among archangels and broken hearts, in a world that's falling apart, there's a voice that lights the dark, right in heaven and the scars. Every word's a spark, we're lighting. Every song can turn wrong into right. What you say becomes your flight. Choose a light. Angel, speak to me. Angel, guide me. In the power of the words we say, we can live the world today. Angel, protect me. Angel, save me. If you want to fly, don't fall back down. High vibration, wear your crown. There's an angel in the city streets, in the gentle eyes of a stranger. Not with visible wings, but with a strong beating heart. It protects us, it guides us through chaos and fear. Every promise builds trust. Every blessing draws us near. Every word's a seed you plant in the hearts where it will grow. Heaven's closer than we think. Let it flow. Oh, angel, protect me. Angel, save me. If you want to fly, don't fall back down. High vibration, wear your crown. Angel, if you want to fly, don't fall back down. High vibration, wear your crown. Speak life, speak truth. Let your frequency explode. We are more than flesh and bone. We become what we choose. Our chains in the atmosphere. Human learning not to fear. Heaven isn't far away, where love is pure and clear. Angel, speak to me. Angel,
guide me in the power of the words we say. We can live the world today. Angel, Le voglio anch'io le ali, le voglio anch'io le ali. In questo video, signori, Giulia Regain c'ha delle bellissime alette bianche, è un angioletto, mamma, anch'io sono un po' angioletto in effetti. Angel, si intitola così l'ultimo pezzo di Giulia Regain, è scritto Regain, lei è DJ e produttrice internazionale, il suo è un percorso olistico che unisce musica, psicologia positiva e benessere, signori, il benessere che auguriamo a tutti voi nonostante i 40 gradi in molte zone d'Italia. Mi raccomando, attenzione, non facciamo gli eroi a uscire quando fa un caldo cane. Se c'è da fare la spesa, magari potete chiedere a qualche vicino o direttamente al panettiere che vi porta a casa la spesa, ormai si usa così. L'ideale è starsene in casa belli tranquilli ad ascoltare Sammy Varin, Radio Libertà, e a quest'ora del venerdì, sempre che non ce la censurino, arriva Chiara Soldani. Ciao! Ciao Sammy, ben trovato e come sempre un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Ehi là, è apparsa anche su Instagram Chiara con la K Soul, Chiara Soul, e salta fuori Chiara Soldani che mi segnala la sua presenza solo qualche minuto prima per confondere le idee al nemico, e vediamo dove ci porta Chiara Soldani, che potete trovare facilmente sul sito leggifuoco.it o anche in cartaceo, in versione cartacea, si chiama Fuoco. Il nigeriano che tenta di strangolare un bimbo al parco giochi, il marocchino molestatore, un altro che penetra in casa di una ragazza e tenta lo stupro invocando Allah. Ma signori, questo è solo l'inizio, sentiamo dove ci porta Chiara Soldani. Caro Sammy, devo dire che oggi abbiamo l'imbarazzo della scelta, purtroppo, nella selezione appunto delle notizie dalle quali partire, perché la cronaca anche dell'ultima settimana è veramente stata nefasta e molto preoccupante. Ciò nonostante siamo sempre noi quelli tacciati di razzismo, perché evidentemente insomma ci sono persone forse dure di comprendonio che fanno finta di non vedere la realtà che ci circonda e che continuano a sostenere che il razzismo, quello vero ovviamente, quello di serie A, sia nostro ai danni ovviamente dei poveri immigrati, ai danni dei poveri richiedenti asilo, che non soltanto vengono accolti nel nostro paese, ma pensano anche di delinquere così tranquillamente come se niente fosse. La cosa strana, Sammy, è che ci sembra di parlare sempre delle stesse notizie e questo ci fa anche molto riflettere, perché evidentemente non stiamo parlando di casi di cronaca isolati, ma di veri e propri fenomeni sociali che si stanno verificando e delle bombe sociali che continuano quotidianamente ad esplodere non soltanto nel nostro paese, ma in generale in tutta Europa, perché torniamo a parlare appunto di un fatto di cronaca gravissimo, dell'ennesimo ragazzo molto giovane aggredito e ucciso da un branco di immigrati. Stavolta non siamo nel Regno Unito, perché abbiamo parlato del caso di Harry Novak, abbiamo parlato anche dell'aggressione in Irlanda del Nord di quel signore che è stato quasi decapitato per strada. Torniamo stavolta in Francia, che chiaramente insomma ci riporta sempre ad una realtà sociale ed una convivenza multietnica veramente molto molto complicata, e parliamo stavolta di un'altra vittima, un 17enne di nome Luis, ragazzo che è stato aggredito, malmenato, ci sono tra l'altro anche i video, quindi lo documentano purtroppo molto bene, lo scorso 12 giugno, ragazzo che poi purtroppo ha perso la vita a seguito appunto di un ricovero dove non è stato possibile evidentemente curarlo, insomma, e rimediare a questi colpi feroci da parte di 5 ragazzini africani, che hanno poi chiaramente, come sempre accade perché l'iter è lo stesso, pubblicato video
dell'aggressione a mo' di chiaramente autocelebrazione, perché così funziona e lo sappiamo benissimo. È stata una vera e propria trappola, tra l'altro ovviamente le indagini vanno avanti, non si è ancora capito quale sia stato il motivo di questa aggressione, che ovviamente non la giustificherà mai. Insomma, è stato aggredito in maniera feroce Luis ed è l'ennesima vittima, ragazzino bianco, dobbiamo dirlo perché le cose vanno dette così come sono, che aveva già tra l'altro sporto denuncia perché aveva già subito un'aggressione probabilmente dagli stessi ragazzi, insomma dallo stesso branco, e non è chiaramente il solo fatto di cronaca del quale parliamo, ma in Italia si parla tanto invece dei poveri ragazzini che vengono presi di mira a San Fruttuoso, ragazzi ospitati in una comunità che portano avanti una condotta decisamente deplorevole, che sono molestatori, che aggrediscono, rapinano, insomma rubano anche le persone. Ci sono queste definite ronde impropriamente di cittadini esasperati che cercano di farsi giustizia da soli. Ovviamente noi non giustifichiamo la violenza con la violenza, questo è fuori discussione, nel senso che c'è modo e modo di reagire, ma questa esasperazione ci fa capire quanto veramente la situazione sia fuori controllo. E riagganciandomi alla giusta scaletta che come sempre hai preannunciato, un fatto di cronaca che ci riporta più o meno dalle nostre parti, ovvero a Brescia, un nigeriano che tenta di stuprare, di strangolare lo scorso lunedì presso il Parco Alberini in via Ischia a Brescia appunto 2 bambini, uno dei quali di 10 anni è riuscito a vincolarsi da solo e quindi a mettersi in salvo, l'altro bambino è stato invece afferrato con forza, di soli 3 anni, afferrato al collo, fortunatamente è intervenuto in maniera eroica un cittadino pakistano, perché a noi piace essere obiettivi, quindi benvengano le persone che si integrano e che anzi si comportano bene. In questo caso davvero stiamo parlando di un atto eroico, di un gesto davvero encomiabile da parte appunto di Aslam Naved, che ha salvato questo bambino intervenendo in maniera anche molto veemente ovviamente contro questo 29enne nigeriano con problemi psichici e in evidente stato di alterazione. Tra l'altro questo simpatico personaggio aveva anche, come sempre accade, dei precedenti penali a suo carico per spaccio di droga, era già stato arrestato, è stato nuovamente arrestato e Dio vuole verrà anche espulso, perché così dovrebbe essere sempre, la prassi dovrebbe sempre essere questa. Tra l'altro questo personaggio si aggirava già per il parco insultando persone, prendendo di mira le famiglie oltre che i bambini, quindi insomma diciamo siamo noi sempre razzisti? Questa è la domanda che ovviamente ha una risposta abbastanza scontata, però insomma è una domanda che ci facciamo sempre ogni qualvolta ci ritroviamo a raccontare questi fatti di cronaca. Tra l'altro c'è stato un altro episodio gravissimo con un 23enne indiano che si suicida poi in carcere, anch'esso richiedente asilo in Italia da 3 mesi, che ha molestato in piscina 4 ragazzine. Ci troviamo a Concesio, quindi più o meno pochi chilometri di distanza, ritrovato senza vita dagli agenti della polizia penitenziaria, questo è il 23 giugno scorso, e quindi altri episodi di violenza praticamente sempre a sfondo sessuale. Tentato stupro nella Bergamasca a Ponte Radicca, una 23enne ragazza che stava tranquillamente insomma trascorrendo il pomeriggio nella propria abitazione, ha vissuto attimi a dir poco di panico. Sotto shock la ragazza, che è stata aggredita anche stavolta da un richiedente asilo di origine marocchina, che si è intrufolato in casa, insomma, presso l'abitazione della ragazza che stava per farsi la doccia, quindi lui l'ha aggredita, ovviamente ha tentato di molestarla, la ragazza è riuscita a gridare, quindi le sue grida hanno attirato l'attenzione del vicinato, che è intervenuto, e anche stavolta parliamo di persone comuni che hanno messo in atto dei comportamenti assolutamente eroici. Ognuno ha cercato di bloccare appunto questo marocchino, e insomma ci sono state anche delle signore che hanno portato con sé delle mazze di scopa, insomma fa sorridere ma non c'è niente da ridere, perché poteva veramente diventare una tragedia. Invece fortunatamente insomma la prontezza dei vicini di casa è stata tale da poter mettere in salvo la ragazza e bloccare appunto questo criminale che tra l'altro disturbava tutto il vicinato, andando a suonare i campanelli, pronunciando incomprensibili frasi in arabo
e urlando, come sempre si deve fare in questi casi, ovviamente Allah Akbar. Quindi anche in questo caso stiamo parlando comunque di personaggi a dir poco pericolosi. La ragazza poi è stata ovviamente ricoverata, era sotto shock, però diciamo è finita bene, ma poteva davvero finire malissimo. Ed è un fatto estremamente grave che una persona, chiunque sia, spacchi i vetri, si intrupoli in casa, insomma, e faccia vivere del terrore puro a un innocente che sta vivendo un sereno pomeriggio presso la propria abitazione. Ci sono tantissimi altri fatti di cronaca, abbiamo parlato anche di quello che sta accadendo nella zona di Genova che viene insomma dalla stampa nazionale sempre elogiata grazie alla sua sindaca, che organizza concertoni techno, insomma super moderna, super sul pezzo. Ecco, peccato che poi sul fronte sicurezza ci sia molto molto da rivedere, quindi insomma come sempre la stampa nazionale ci offre una vetrina che non sempre però è fedele rispetto a quanto effettivamente accade un po' nel dietro le quinte. E poi Sammy, stavolta torniamo nel Regno Unito perché si è concluso un processo di un fatto anche in questo caso che ha veramente sconvolto l'opinione pubblica. Non se ne è parlato qui in Italia, noi ne vogliamo ovviamente parlare, la terribile storia del piccolo Preston, un bambino che era stato adottato nel 2023 da una coppia gay di due papà, tra virgolette, bambino di pochissimi mesi, aveva soltanto 13 mesi, che è stato vittima di sevizie, abusi, è stato stuprato in svariate occasioni, insomma è stato veramente un bambino che ha vissuto l'inferno in terra, possiamo purtroppo dirlo, ed è stato tra l'altro in tutto ciò lasciato anche morire in maniera barbara e totalmente inconcepibile dall'essere umano. Conclusione del processo che vede l'ergastolo con obbligo del carcere a vita effettivo per l'ex insegnante James Varley, uno dei due componenti della coppia, e una condanna a 25 anni di prigione a John McGowan, il suo compagno, per stupro e varie crudeltà a sfondo sessuale. La mamma biologica del bambino ha assistito al processo e chiaramente ha urlato giustizia, perché quello che ha vissuto Preston è qualcosa che neanche nei peggiori libri di cronaca nera potremmo mai leggere, e tra l'altro si è arrivati a questa conclusione devastante che ci dilania il cuore soltanto a leggerla: un piano diabolico con un'adozione orchestrata ad hoc per poter perpetrare ai danni di questo povero bambino un teatro dell'orrore e, come dicevamo prima, purtroppo a sfondo sessuale, con un supplizio di tormenti e sofferenza fisica veramente inaudita. Allora, purtroppo noi non generalizziamo, ovviamente Sammy, lo sappiamo, però queste notizie che chiaramente vanno un po' contro questa narrazione, poi insomma questo è il mese del Pride, quindi LGBT eccetera, la riduzione alle coppie gay, l'importante è che un bambino sia circondato d'amore, ecco, purtroppo fatti di cronaca efferati accadono anche nelle famiglie tra virgolette tradizionali, però noi dobbiamo essere obiettivi e dobbiamo raccontare tutto. Questo episodio è di una gravità inaudita, non ci sono neanche parole adeguate per definirla. Purtroppo in questo venerdì ci siamo trovati a raccontare tanti fatti di cronaca diversi con dei comuni denominatori fra loro, e Sammy, speriamo venerdì prossimo di avere anche qualche notizia un po' più leggera, perché effettivamente è sempre a livello emotivo molto difficile fare cronaca di questo tipo, informazione di questo tipo soprattutto. E io non posso che ringraziare per il coraggio Chiara Soldani, che trovate su leggifuoco.it con i suoi articoli, in cartaceo su Fuoco e naturalmente segretamente, se non la bloccano, su Instagram Chiara Soul, scritto con la K. Grazie Chiara, buon fine settimana. Grazie di cuore a te Sammy, un buon fine settimana a te e a tutti, alla prossima. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Ci hanno bloccato? No, tanto perché di solito quando parla la Chiara è sempre così. È in corso qui in Belleri un bel evento, faccelo vedere, Stati Generali della Cultura, signori. I lavori sono cominciati poco fa, ci sono personaggi molto noti, dal capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo e capo della Lega Lombarda, ma c'è Giancarlo Giorgetti, c'è Giulio Centemero, Giorgia Latini,
insomma la crème della cultura per quanto concerne la Lega. Stati Generali della Cultura, Lega Lombarda in corso qui in Bellerio. Naturalmente avrete altri dettagli nel corso della giornata. Appuntamenti da non scordare targati Lega. Lunedì prossimo c'è Claudio Borghi a Milano. Serata Punto Lega, lunedì 29 giugno, via Esterle 29, angolo via Padova, arriva Claudio Borghi Aquilini. Mi raccomando, cavolo, ma bello anche l'incontro nell'altro Punto Lega del lunedì sera in via Vespri Siciliani 12. Arriva il presidente di Aler Milano, le case popolari, Alan Rizzi. Lunedì prossimo ore 21, via Vespri Siciliani numero 12. E poi chiaramente, signori, l'appuntamento mangereccio di questa sera, venerdì 26 giugno, ceniamo con i nostri sindaci all'interno della Festa Lega di Oggiona con Santo Stefano, in provincia di Varese. Confronto, dialogo, serata in compagnia. Questa sera menù paella e sangria, salamelle, patatine fritte, ma attenzione perché la Lega Salvini Padania Fest non c'è solo questa sera al Rifugio Carabelli, ma anche domani, sabato 27 e domenica 28, chiaramente a Oggiona con Santo Stefano, in provincia di Varese. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Anche tu da qualche tempo hai quei fastidiosi dolori alle spalle, alle ginocchia, ai gomiti, alle anche e il tuo medico le ha classificate come artrosi? Aiutati attraverso ACEUC2. ACEUC2 è il nostro integratore alimentare a base di collagene nativo non denaturato di tipo 2, quello che aiuta le cartilagini a rigonfiarsi di collagene in modo che le articolazioni non si tocchino e non si sfreghino più. È un prodotto completamente naturale, stamattina in offerta speciale per voi. Chiamate subito 030 68 40 408. Vuoi provare il trattamento di 30 giorni? 35 euro. Vuoi provare il trattamento di 60 giorni? 60 euro. Vuoi provare il trattamento di 90 giorni? 79 euro. Ma se acquisti il trattamento di 4 mesi, 120 giorni di trattamento, un prezzo straordinario speciale per voi se chiamate subito lo 030 68 40 408, dite ho ascoltato Radio Libertà, avete prezzo straordinario, trasporto gratuito e anche uno splendido omaggio. Solo ed esclusivamente adesso se chiamate subito lo 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ti ha mandata Dio a parlarmi sottovoce, a cercarmi sottovento, con il mondo sottosopra. Ma ti ha mandata Dio con un cappello in testa ed il sorriso festa, pescato in una cesta. Va bene allora resta, che c'è posto anche per te, c'è posto per fare l'amore, per 1 o 2 fino a 3. Ma ti ha mandata Dio con un bicchiere di vino, senza pane quotidiano, sbriciolato sul divano,
Ma ti ha mandata Dio a leggermi il futuro col tuo splendido sorriso che fa botte col mio viso. Insomma allora resta che c'è posto anche per te, c'è posto per fare amore per 1 o 2 fino a 3. Va bene allora resta che c'è posto anche per te, c'è posto per fare l'amore per 1 o 2 fino a 3. Va bene allora resta che c'è posto anche per te, c'è posto per fare l'amore se siete 2 fino a 3. Va bene allora resto che c'è il posto anche per me, perché se ti ha mandata Dio allora un motivo c'è. Un motivo c'è, signori, c'è un motivo per cui guardalo qua, Sammy Varin con gli occhiali verdi, me li sono rimessi perché, signori, a furor di popolo, ma sai che me l'ha detto anche Giulio Cainarca, che è un pezzo grosso di questa radio, l'altro giorno mi scrive e mi dice: oh Sammy, ma sai che ti ho visto in televisione? E io ho detto: ma sì, ogni tanto ci vado, ma di solito perché dico frasi cattive, razziste, omofobe. E invece no, signori, era uno che gli assomigliava a Sammy Varin. Era Max Pezzali degli 883 che mi ha rubato gli occhiali verdi, signori. Io e Max Pezzali siamo la stessa cosa. Lui ha qualche anno di meno, ma pochi, e lui sì, si è fatto notare appena di più per fortuna sua. Signori, Sammy Varin con occhiali verdi, lo so che mi amate con questi occhiali, ma amate molto di più i nostri ospiti, signori. Ci è ritornato a salutare, abbiamo riascoltato la sua bellissima canzone Pompa Pompa, un pezzo che adesso ci racconta. Ti ha mandata Dio. Simone Tomasini! Ciao Sammy. Ciao. Come vedi ti ho portato invece la gioventù. Ma che... questa è la notizia più bella della giornata, perché ho raccontato solo brutte notizie sui giornali quest'oggi. Orca. Tu mi hai portato solo cose belle. Due bellissime notizie, signori. Ci devi presentare allora, tu questa notizia. C'è il perché lui si è travestito da Max, perché loro due hanno detto fuori onda, hanno detto assomiglia a Max Pezzali. Grazie, io vi amo veramente. Se volete vi canto anche una canzone, però siete voi che oggi dovete cantare. E quindi, signori, abbiamo Charlotte Tomasini! Ciao! Charlotte Tomasini, che è un cognome che mi ricorda qualcuno. Dunque, se ti chiami Charlotte di cognome fai Tomasini, cosa significa? Che sono la figlia di Simone Tomassini. Vedi, ti riconosci ancora come padre, che è importante, oggigiorno è importante. Signori, una cosa bellissima, io sono molto invidioso perché se avessi la tua età, 11, 12, quanti anni hai? 10 anni, sì. Cioè io vorrei avere un padre come Simone Tomasini, perché ragazzi, un padre musicista, nella squadra di Vasco Rossi, signori, nella scuderia di Vasco Rossi ha fatto un Sanremo. E tu non c'eri ancora, forse, quando ha fatto... Non c'era. No. Era solo nei miei sogni. E poi uno sembra, poi sicuramente tu gli avevi detto: papà, ma non è vero che hai fatto Sanremo, non ti ho mica visto io a Sanremo. Ci sono i filmati, c'è su YouTube. Ci sono le prove. Ecco, le prove ci sono. Insomma, tantissime cose belle dal punto di vista musicale. Adesso tu hai ricevuto questo imprinting stupendo, e anche tu effettivamente ti stai avvicinando a questo splendido mondo musicale che adesso ci raccontate. Ma attenzione, che n'è un'altra qui, E questa
E questa è ancora più importante perché ha fatto televisione, star qua, annunciacela Simone. Direttamente da The Voice Kids, la nostra Maya Verga. Maya! Cioè, ragazzi, sono emozionato. Cioè, questa è arrivata. Cos'è che è arrivata in super finale? Finalissimissima, però. Spiegami un attimo. No, te lo spiega lei, giusto? Ma com'è successa questa cosa? Cioè, hai fatto tutto questo successo. Come hai fatto a piacere? Cosa è piaciuto di te? Perché sei brava a cantare? Perché sul palco hai saputo rendere, essere simpatica? E poi non sei tanto vecchia. Quanti anni hai? 10. C'ha 10 anni. Io a 10 anni giocavo a rubamazzetto con mia nonna, ragazzi, Esatto. o a strascia in camisa, che era già difficile, ragazzi. Adesso a 10 anni sul palco. Raccontami qualche emozione, qualche cosa che ti è rimasta impresso di questo Voice Kids. Cosa c'è stato che ti è piaciuto tanto e che hai detto: oh, mi stanno applaudendo, sono brava davvero? Ti è venuta in mente sta cosa? Dici, ma non sarà mica un sogno? No, beh, mi è piaciuto tantissimo, soprattutto quando alla fine delle canzoni, dicevano le loro cose i coach, quando applaudivano, comunque è un'emozione grande. Però bello. essere giudicati, a me ha sempre un po' fatto paura quando mi giudicavano. Infatti a scuola facevo sempre schifo perché facevo figuracce assurde. Cioè, essere giudicata, non hai un po' di paura, eccetera? O alla fine ti è piaciuto perché, a parte che quelli che ti giudicavano erano dei fighi della miseria nell'ambito Certo, musicale, quindi essere giudicati. Però ti sei accorta, insomma, che piacevi, che ti applaudivano e che insomma, adesso tra poco ti sentiremo, perché qui abbiamo anche un'incisione ufficiale con videoclip, Simone? Ma cioè, avete Allora, voluto fare una cosa bella. Maya frequenta da un paio d'anni la nostra accademia, che è Simone Lab, e volevo... Simone Lab, attenzione che c'è anche il sito, guarda che te lo faccio vedere, guarda qua. Simone guarda Lab, qua. grazie. SimoneLab.it, che è gemellata con la DMA di Pietro e Alessia, Che abbiamo avuto ospiti l'altra settimana. che salutiamo, che ci ascolteranno, e con Maya abbiamo fatto questo bellissimo percorso, loro con i suoi genitori Andrea e Katia, che sono sempre onnipresenti, e soprattutto, che è là il papà, infatti, sono delle splendide persone. Ho avuto modo di conoscere la famiglia, perché ricordo sempre che dietro a un bel bambino, una bella bambina, un bel ragazzino, c'è la famiglia. Questo lo dico da papà e anche da insegnante in questo caso. E lei è una ragazza, ormai sono ragazze in questa età, è una ragazza che quando è arrivata lei sprizza gioia da tutti i pori, le piace la musica, lei se le chiedi cosa vuol fare da grande ti dice che vuol fare la cantante. Beh, io vi vedevo dal vetro che iniziavano già ad accennare qualche passo di danza, roteavano, eccetera, perché... Sì, perché entrambe hanno una grande fortuna, che essendo piccole così, però lavorano e vivono nel mondo della musica. La Charlotte, vabbè, oltre al suo papà che ha la scuola di musica, non può scappare, ha anche la mamma che ha una scuola di danza, e quindi questa cosa è bella perché lei fa sia danza che musica, e quest'anno Danza, recitazione, fa anche canto, recitazione quest'anno. pianoforte. E anche lei fa danza, fa un sacco di cose oltre appunto al Simone Lab. Però lei appunto si è iscritta a The Voice, l'hanno scelta, i coach si sono girati tutti, lei ha scelto Loredana, anche un po' su mio suggerimento, perché Loredana è un mito, è la numero uno del rock, cioè per me poi sai molto... poi da giovane Loredana Bertè era, adesso sono volgare, una figacciona incredibile, era bellissima, bellissima, piaceva sì, a tutti, perché poi aveva quella forte, irruente, eccetera, e faceva quasi paura, perché insomma poi cantava "sei bellissima", urlava in questo modo. Adesso no, non è più calma assolutamente, nonostante abbia una certa età, è sempre bella tosta, e avere l'applauso di Loredana Bertè. Sì. È una zietta per loro, capito? Cioè, ho visto i consigli che ha dato, erano sempre giusti, erano sempre perfetti, erano sempre anche
molto utili per loro, per crescere. Quindi la ringrazio tantissimo perché ci ha fatto un po' anche i complimenti a noi come accademia e questo per me è tanta roba, insomma. Assolutamente sì, e visto che ci stanno ascoltando tanti genitori e tanti nonni in questo momento, insistiamo sull'importanza per queste nuove generazioni di comunicare attraverso la musica, attraverso queste scuole che ti insegnano a suonare uno strumento, ma soprattutto a utilizzare la tua voce, quindi a domare come fosse un cavallo imbizzarrito questa cosa bellissima che è la voce. Una voce che si trasformerà, perché adesso siete giovani, 10, 11, 12 anni, ma se andate da un coach, ormai bisogna chiamarli così, ti insegnano proprio a saperla utilizzare a 10, 11, 12, 15, 20 anni, sfruttandola al massimo e quindi a diventare dei veri e propri cantanti, oppure comunque a trasmettere emozioni con la voce, perché prima ancora che con l'aspetto fisico, che comunque è importante, Simone Tomasini cosa è venuto fuori ragazzi, è importante saper parlare bene, saper trasmettere concetti nel modo giusto attraverso la voce. E il Simone Lab e la Dance Music Academy di Bovisio Masciago, cercateli su internet perché sono lì apposta per regalare ai vostri figli e ai vostri nipoti un nuovo modo di comunicazione che vada al di là del, mi fa piacere che non ce l'avete in mano, telefonino. L'hanno mollato giù almeno per 10 minuti, non l'hanno proprio dietro. Sto controllando, non ce l'hanno neanche in tasca e questo merita un applauso perché già a quest'età purtroppo è normale averlo. Brave. Adesso tutti zitti perché facciamo vedere e sentire il pezzo di Maia Verga, Amiche per sempre, e qui ce lo devi un attimo raccontare e spiegare che cosa canti in questa canzone, chi sono le amiche per sempre? Allora, questa canzone parla dell'amicizia rivolta a 2 mie amiche, che sono Aurora e Martina, che le saluto tanto. Aurora e Martina, ti ha dedicato una canzone questa matta, ma dico, quindi sono proprio amiche, Mh-mh. Cavolo, a me non me l'ha mai dedicato nessuno. Aurora e Martina, invidiosissimo. Senti, Te la dedico io, dai. Manca solo quello, no? Ragazzi, tutti zitti allora, mandiamo anche il video, quindi radiovisione sui social, sul sito di Radio Libertà, Maia scritto con la Y, Verga, il pezzo Amiche per sempre. Io e te sempre insieme, siamo amiche per la pelle, cantiamo e urliamo a squarciagola nei corridoi della scuola. Nessuno mai ci può dividere, siamo 2 cuori in una storia. Abbiamo sogni grandi negli occhi e ci aiutiamo a crederci. Amiche per sempre, nessuno ci dividerà mai. Amiche per sempre, non voglio che questo momento finisca mai. E anche se proveranno a dividerci, noi non ci divideremo mai. Camminiamo sotto il sole con lo zaino pieno di parole, segreti scritti nei quaderni che nessuno leggerà mai. E se la vita fa paura, tu dimmi sempre che andrà tutto bene. E anche quando tutto cambia, so che tu sarai con me.
accade davanti a noi, basterà una canzone per ritrovarci ancora qui. Perché certe amicizie non finiscono mai, amiche per sempre. Amiche per sempre, anche quando cambierà il mondo intorno a noi, e se la vita ci porterà lontano, il nostro cuore resterà qui. Beh, signori, una cantante, un'attrice consumata, direi quasi, in questo video a 10-11 anni, capite un attimo? Però il bello è quando si vive in una famiglia, come diceva Simone Tomasini, una famiglia che ti dà quella famosa parola che si chiama libertà, e quindi ti dà una possibilità che altri non hanno, e gli altri appunto stanno tutto il giorno a guardare il telefonino. E per quello parlo sempre con voi, amiche e amici che avete un figlio, un nipote: diamo questa possibilità ai nostri figli e ai nostri nipoti di studiare la musica, di imparare a utilizzare la propria voce frequentando qualche corso. È un qualcosa di bellissimo che ti porta lontano, tuo figlio, tua figlia, dalla strada e da quelli che purtroppo sono i pericoli della strada. Non sto a citarvi i soliti Maranza, eccetera, ma non solo quelli oggigiorno. Quindi è bellissimo avere questa cosa che è una marcia in più per la vita. Maya la trovate facilmente su YouTube e signori, non posso far altro che dirvi: cercatela, Maya Verga, amiche per sempre, come vorremmo che ce ne fossero di più. Ma fermi tutti, perché c'è Charlotte Tomasini di 12 anni, lei ormai ha una certa età, e avere un padre come Simone Tomasini è certamente una grande fortuna. Cosa ti sta insegnando, Charlotte, questo Simone Tomasini? Perché, te l'ho detto, un pezzo grosso, Sanremo, squadra di Vasco Rossi, ha aperto il concerto di Vasco Rossi, capisci? Cioè, quelle robe che dall'emozione gli sono cresciuti i capelli, ce li ha lunghissimi ancora oggi. Che cosa ti ha insegnato tuo padre? La musica, cantare? Allora, sicuramente tutto, cantare, e anche la mia mamma, sia mio papà che la mia mamma mi hanno insegnato di credere nei propri sogni, diciamo nelle proprie passioni. È bello, è bellissimo sognare, credere nei nostri sogni, e a volte non sono un po' esagerati? Fa niente, crediamoci lo stesso, che poi magari si Sì, non avverano. costano niente. Cioè, nel senso, Almeno non hanno un quello, costo. ancora non ce lo Esatto, quello non tassa, ce il l'hanno PD tassato ancora non ce lo ancora. tassa, silenzio. Quindi Simone, adesso tu prenderai la chitarra e farete qualche cosa insieme, però prima una battuta anche sulla tua bellissima canzone che abbiamo mandato in apertura, Ti ha mandata Dio, che è una delle frasi più belle che si possa dire. Che cosa intendevi? A cosa era riferito questo pezzo? C'è anche un video da guardare, mi raccomando, cercate Simone Tomasini, Ti ha mandata Dio. Simone. Sì, allora il disco intero si intitola I dettagli. Tra l'altro la prima canzone del disco è proprio Ti ha mandata Dio, e l'ultima è I dettagli. E l'ultima frase dei dettagli la canta la signorina qua da parte a me, Dai! che dice: "I dettagli sono la cosa più importante, come il tuo sorriso, perché quando me lo doni io mi sento in paradiso". Questa è la chiusura del mio disco. Io ho fatto un concept album, sai, ti ricordi, no? Quelli di Bennato, De André, insomma. Ma c'era Claudio Baglioni, Gira che ti rigira, amore bello. Sì, esatto, quelli lì, no? E allora io, arrivando da quel tipo di musica, da quel tipo di stile, io ho voluto fare un concept album, e Ti ha mandata Dio è un po' anche un ringraziamento al mondo, a Dio, insomma a tutte le forme d'amore che ci sono, che mi ha donato questo gioiello in primis. E poi la salute,
la possibilità di suonare, la possibilità di fare quello che voglio in libertà, come la vostra radio, È vero. e il fatto che oggi per la prima volta ho mia figlia in una radio che si chiama Radio Libertà e loro devono essere libere di fare quello che vogliono, di avere i loro sogni, io credo che oggi sia un bel battesimo per loro. Signori, Quindi un battesimo per loro, un battesimo per voi che ci state seguendo in diretta o sui vari social a chissà che ora del giorno o della notte. Adesso Simone prende in mano la chitarra e ci fate qualcosa dal vivo, padre e figlia. Simone Tomasini con Charlotte Tomasini. Io mi zittisco, mettetevi d'accordo, cosa fate? visto che lei non c'era, però già la sognavo, volevo fare È stato tanto tempo fa di Sanremo. Va bene, vediamo se... Maia, se tu te la ricordi, vuoi accennare qualcosa? Assolutamente, i microfoni sono vostri, io guardo e ascolto. Certo che canto anch'io, giustamente. È stato tanto tempo fa che ti parlavo di una storia magica, ma se guardiamo la realtà è ben diversa da quel sogno erotico. È strano, ma adesso che ti vedo riprovo ancora le stesse emozioni di allora. È come se rivivo per un attimo gli stessi giorni, anche se non sono più gli stessi giorni. Ma se vuoi sorvolo insieme a te, io prendo il volo. Ma se vuoi nuotiamo nel mare dove non si tocca, così ti bacio sulla bocca. È stato tanto tempo fa, se ti ricordi il posto era proprio là, in riva al mare aspettavamo con gli ombrelloni chiusi che diventava chiaro l'imbarazzo al mattino. Che c'era il sole che ci illuminava piano piano. Erano giorni strani, di quelli che ricordo bene, sì, di quelli senza le catene. Ma se vuoi, forte forte vai, sorvolo insieme a te, io prendo il volo. Ma se vuoi nuotiamo nel mare dove non si tocca, così ti bacio sulla bocca. Ma se vuoi, forte forte vai, sorvolo insieme a te, io prendo il volo. Ma se vuoi nuotiamo nel mare dove non si tocca, così ti bacio sulla bocca. Finale, 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 occhio. È stato tanto tempo fa, se ti parlavo di una storia magica. Simone Tomasini, Charlotte Tomasini, Maia Verga. È stato tanto tempo fa, ma è ancora oggi, signori, quella emozione di riuscire a trasmettere e di parlare, di dire cose e di mandare segnali. Questo è il motivo della nostra esistenza. Posso ormai. dirti una cosa che non ho mai detto? Quando ho fatto Sanremo, davanti a me, prima poltrona di fronte a me, c'era Umberto Bossi. È incredibile, quella volta che c'era. Quando io me lo ricordo. ho fatto il Festival di Sanremo, c'era lui, c'erano tanti politici, però io ce l'avevo proprio in faccia, di fronte così, e lui ha fatto tutto il tempo a guardarmi così.
Certo. Quando cantavo questa canzone, ma È perché rimasto a bocca aperta. sì, perché sono arrivato. E poi quando abbiam fatto e quell'anno era l'anno bistrattato, Simona Ventura, Tony Reni, insomma era un anno particolare e c'era il dopo festival non c'era, era Porta a Porta da Bruno Vespa certo. e c'era Umberto Bossi e l'ho Sì. beccato fuori appunto dalla diretta, eravamo dietro le quinte e mi ha detto così solo: "Bravo!" Sai, questa cosa me la porto da Allora, sempre chiaro nel che cuore, dopo quindi avere cantato le canzoni napoletane, perché gliele avevano fatte cantare Umberto Bossi, avere un artista che arrivava da Vertemate Esatto. con Minoprio, signori, è importante, anche perché a quei tempi e anche adesso non è che ne girino poi così tanti dalla Brianza e pochi, dalla in nostra effetti zona. è vero. Quindi era un modo anche per portare un po' di nostra Signori, bandiera del nord, un il pochino territorio, il esatto. territorio nord, centro, sud importantissimo, Importantissimi, che sì, ogni sì. artista porti le proprie tradizioni e a volte anche la propria lingua, il proprio dialetto. Penso che sia È una vero. cosa importante da trasmettere ai nostri figli che purtroppo sempre meno sanno il dialetto, ma è colpa nostra. Sì. Oh, ce ne dobbiamo andare e noi salutiamo Simone Tomasini, cercate Simone Lab, così che bisogna scrivere per trovare SimoneLab.it, sì, la sì, tua lo trovano, scuola di trovano tutto, musica, sì. ma Anche la insieme DMA, alla Dance Music Academy, e se avete figli o nipoti e volete fargli fare qualcosa di veramente utile nella vita, ma soprattutto facciamo infiniti complimenti alla Maia Verga, che adesso io non so cosa vorrà fare, ma ormai è entrata nel mondo dello spettacolo. Farai altre canzoni, magari state pensando a qualche altra cover. Io, che non sono giovanissimo, ti consiglio di cantare qualche cover di pezzi vecchi, anni 70, 80, A lei sì, perché piace. piacciono molto a noi grandicelli e se la canti in modo veramente tosto e fai un fracco di visualizzazioni, ti fai notare e chi lo sa, questo è il mio consiglio. Poi anche qualcosa di Va nuovo, bene. questo pezzo è simpaticissimo. Una domanda difficile la farò sia per te che per la Charlotte. Qual è la cosa che ti piace di più da mangiare? Cosa mangerai quando vai oggi a casa? Importantissimo. Bella domanda. Come c'ho un po' di fame da stamattina alle 8, nessuno mi ha portato neanche una brioche, no? Cosa ti piace da mangiare? Vabbè, la pizza ovviamente, però Come, oggi come la mangio vuoi? È importante. Come la vuoi la pizza? A che cosa? Napoli, margherita, pizza kebab? no, kebab no, mai. Brava, mi basta questo. Charlotte invece, qual è il piatto che più ti piace, che ci vuole assolutamente? Beh, allora, Mi spiace, scorso il tempo, allora niente da fare. Qual è? bella domanda. È la domanda. Vedi, potevamo fargli domande Allora, difficilissime, ma questa... A me piacciono tanti tipi di cibo, ovviamente la pizza, i sushi, la lasagna, Carbonara, lei la piace carbonara. Sacra lasagna e carbonara, mi basta e mi avanza, signori. Grazie. No, Sammy, grazie a te davvero. E volevo davvero dare un consiglio a tutte le famiglie: avvicinate i ragazzi alla musica, all'arte, alla pittura, qualsiasi cosa sia artistico, perché i ragazzi hanno bisogno di stare in mezzo all'arte, perché l'arte salva la vita. A me l'ha salvata un sacco di volte e spero lo faccia anche per queste due creature e tutti i ragazzi o gli adolescenti che ci stanno ascoltando o i loro genitori. Lo farà sicuramente. L'arte ci salva la vita e ci salva anche dall'intelligenza artificiale. Esatto. Grazie ragazzi, alla prossima, ciao! Ciao Sammy, grazie.